Nelle ultime settimane, in tema clandestinopoli, la Sancta Romana Ecclesia, quella cattolica con sede sul Colle del Vaticano, attraverso Sua Santità Papa Francesco, ha esternato tutto il suo pensiero contro coloro che bollano l'accoglienza come invasione, dunque demonizzano da non cristiani il verbo di nostro Signore. Senti chi parla, viene da dire. Quanti clandestini accoglie lo Stato Vaticano? Zero de zero. Quanti punti d'accoglienza a spese del cittadino italiano ha il Vaticano e CEI sul territorio della Repubblica Italiana? Il Cardinal Bertone, porporato influente, già segretario di Stato Vaticano, piemontese come Sua Santità, piccolo dettaglio ma importante, nel concetto del servo di Cristo in terra soggiorna nel modesto attico di Palazzo San Carlo in Vaticano di 700 metri quadrati, dove trascorrerà la pensione. Ideale per accogliere questi poveri cristi, ma lui, essendo servo, mica sguattero, si preserva e poi le leggi del già Stato Pontificio respingono al mittente gli irregolari. Il Papa una volta aveva il potere temporale, ma se vanno avanti su questa strada applicheranno una nuova Merlin, dalle case chiuse alle chiese vuote. Se poi li tocchi nel vivo e nel nome di Cristo invano. Caccia di quello!